spostare su rotaia o su un collegamento stradale ad hoc i tanti camion che passano per la tangenziale per andare o venire dal porto di Venezia. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore ai trasporti e infrastrutture Elisa De Berti, ha approvato uno schema di protocollo d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana, Autorità Portuale, CAV Autostrade e Città Metropolitana di Venezia per creare un tavolo tecnico che progetti un nuovo collegamento multimodale tra il porto e le reti transeuropee di trasporto che permetta di raggiungere e lasciare l'area portuale di Marghera bypassando il nodo di Mestre. Sul porto di Venezia gravitano sia su gomma che su ferro merci di moltissimi tipi che favoriscono la congestione della viabilità cittadina. I treni da e per il porto sono 100 alla settimana. È il traffico su gomma invece a rappresentare uno dei maggiori problemi per la tangenziale, per gli intasamenti che provoca sia nell'area di Mestre che in quella di Marghera.